Ribadire la propria innocenza anche di fronte alle 254 pagine di ordinanza di custodia cautelare e ai 4 faldoni di atti allegati, la linea difensiva di alcuni dei 16 arrestati nel nuovo maxi scandalo tangente del Veneto è questa. Se è vero che gli agenti delle entrate sono disposti a collaborare, se è vero che per molti altri indagati la scelta è stata quella del silenzio, c'è chi ha parlato, ma per respingere ogni addebito. Lo ha fatto ieri il colonnello delle Fiamme Gialle Vincenzo Corrado nel carcere di Genova, lo ha fatto oggi nella casa circondariale di Verona un altro nome illustre della marca, finito nell'inchiesta, la commercialista Tiziana Mesirca. Ha parlato per 2 ore difendendo completamente la sua posizione. Secondo l'accusa sarebbe stata la mediatrice tra i pubblici ufficiali corrotti e gli imprenditori corruttori nel giro di tangenti per ammorbidire procedimenti tributari e accertamenti del fisco. Il ruolo della dottoressa Mesirca era definito da un mandato professionale. Era il soggetto incaricato dalla ditta contribuente sotto accertamento di interloquire, corredarsi con l'Agenzia delle Entrate, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, per trovare la soluzione che poi è stata raggiunta. Aveva un ruolo formale, come succede sempre in tutti i casi, non c'è nulla di strano. Intanto gli interrogatori continuano, così come le indagini della procura, mentre in questo scenario di nuovo malaffare spicca un'altra figura femminile, ma con un ruolo ben diverso in questa storia. Il ruolo di un funzionario incorruttibile e perciò, secondo i giudici, deriso e alla fine trasferito dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia a quelli di Treviso. In queste ore sono arrivati molti attestati di solidarietà per Anna Boneschi, definita un esempio da seguire. Una donna irreprensibile e capace di non piegarsi e che ora mantiene un ovvio riserbo, anche perché la sua verità potrà essere utile alle indagini.